Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture. Come ormai di consueto, ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che facciamo nei vari periodi dell'anno. Nella giornata di ieri abbiamo preparato un po' di lavori per fare appunto le mansioni che dobbiamo svolgere oggi. Quindi siamo andati con il nostro SAM 100 a staccargli l'atomizzatore che aveva attaccato perché avevamo fatto un trattamento nei giorni scorsi. L'abbiamo staccato lì nel capannone e abbiamo attaccato questo attrezzo un po' diciamo artigianale che ci servirà proprio per il lavoro di oggi. Ecco, questo non è altro che diciamo una doppia barra di ferro attaccato ovviamente al trattore posteriormente, quindi al sollevamento posteriore e ovviamente anche al terzo punto, e su questa barra sono stati posti dei ferri che avanzano in altezza, come potete vedere qui. Abbiamo diciamo questo sistema ci permette di andare a stendere i fili di ferro quando andiamo a fare gli impianti nuovi. In questo vigneto appunto avevamo già steso una coppia di fili di ferro, quindi 2 fili di ferro che ci servivano per allevare un minimo le nostre viti. Oggi andremo a completare diciamo l'impianto di questo vigneto. Ecco, noi ci troviamo nel vigneto in cui avevamo fatto qualche video l'anno scorso, perché avevamo fatto l'estirpo del vecchio vigneto, se vi ricordate, e avevamo fatto qualche documento, qualche video anche del nuovo impianto. Quindi non avevamo fatto la piantumazione, quindi la messa a dimora, però avevamo fatto le lavorazioni per esempio con la trivella per andare a piantare i tiranti, l'impianto di irrigazione. Avevamo fatto una serie di video sui lavori che abbiamo fatto in questo vigneto. In questo momento appunto ci troviamo che le viti hanno germogliato e dobbiamo andare appunto a stendere gli ultimi fili di ferro in modo tale che poi durante la stagione possiamo venire a fare le lavorazioni di palizzatura in modo corretto e in modo da non creare diciamo confusione nella parete fogliare per quanto riguarda appunto poi la gestione della crescita della vite. Quindi per capirsi, noi ci troviamo in questa situazione, abbiamo ovviamente le nostre barbatelle, i tutori piantati, l'ala gocciolante, abbiamo steso 2 fili di ferro proprio per far sì che potessero crescere un minimo le nostre viti. Ora dobbiamo andare a gestire tutta questa porzione, quindi andremo a stendere 2 fili di ferro, non andremo a mettere distanziatori a molla come avevamo fatto vedere in un video, in un vigneto in cui andavamo a posizionare, non andremo a mettere fili mobili, abbiamo altri vigneti con fili mobili, perché in questo vigneto in futuro, quando sarà ora, andremo a fare la palizzatura attraverso la legatrice a verde. Questo ci consente ovviamente di risparmiare tanto tempo e energia durante il lavoro di palizzatura, ma anche di avere un impianto un po' più snello per quanto riguarda il posizionamento e diciamo la distribuzione dei fili di ferro quando appunto andiamo a fare gli impianti. I fili di ferro che usiamo noi nei impianti un po' più moderni, ormai anche diversi decenni in realtà, sono in acciaio inox. Questo ci consente di avere un materiale resistente soprattutto all'ossidazione, perché ovviamente nel vigneto voi dovete considerare umidità, caldo, freddo, agenti atmosferici generali, quindi è importante avere un materiale che sia resistente nel tempo e quindi sono di acciaio inox, come appunto abbiamo anche questa coppia già stesa. La dimensione che andremo a stendere oggi è di 1,4, quindi sono dei fili di ferri veramente sottili ma che sono sufficienti per andare a gestire quella che è la parete fogliare, mentre il filo di ferro che abbiamo messo qui, che è il punto dove andremo a legare il capo a frutto o archetto o a guyot a seconda di quello che andremo a impostare,
è del 2. Questo ci consente di avere un filo di ferro un po' più robusto, in modo tale che possa sostenere un po' di più il carico, ma soprattutto il legno non vada a inglobare il filo di ferro qualora rimanesse del tempo. Quindi noi ci troviamo ad avere una misura un po' più grande qui, mentre nel resto andremo a usare o l'1,6, 1,4, in questo caso è 1,4. Praticamente oggi nella pratica cosa andiamo a fare? Andiamo a stendere i fili, quindi il papà guiderà il trattore e nell'avanzamento andrà appunto a stendere la coppia di filo di ferro che andremo a posizionare, e useremo questi gancetti che sono presenti sui profili del palo proprio per andare a inserirlo. Andremo a battere leggermente in modo tale che comunque queste ali, diciamo, queste orecchie vengano chiuse e il filo di ferro rimanga posizionato e non si possa sganciare. E quindi andremo fino in fondo al filare. Una volta in fondo al filare legheremo ovviamente al palo di testata, come avremo già legato al palo di testata in partenza, e poi cambieremo fila. E quindi andremo via, diciamo, a lavoro finito. Ecco, una volta arrivati a fine del filare, ovviamente tagliamo con una tronchese, con un trancino i fili di ferro, e andremo poi a legarli appunto al palo di testata. Li andiamo a tensionare manualmente, perché non serve una tensionatura particolare, quindi non abbiamo attrezzi a metà filo, a metà filare, per andare a tensionare in modo molto importante questi fili. L'importante è tensionarli bene, ma manualmente è più che sufficiente per avere un buon risultato. Ecco, i fili che andremo a stendere oggi quindi sono 2, non andranno stesi dalla stessa facciata, ma andremo a metterne uno su una facciata e uno sull'altra. Questo per dare un equilibrio comunque alla crescita della verticale della parete fogliare. Uno dove andremo a metterlo sul penultimo foro, poi salteremo 2 alette e andremo a posizionarlo a questa altezza, quindi uno da una parte, uno dall'altra, in modo tale che appunto ci sia questo equilibrio. Inoltre andremo a fissarli, quindi andremo a chiudere i nostri ganci, perché in questo caso, appunto, usando poi in futuro la palizzatura meccanica, non abbiamo necessità di andare a muovere o aprire o chiudere i fili, ma andranno fissati in questo modo. In un vigneto che avevamo fatto qualche anno fa, un po' per l'inesperienza dell'utilizzo anche della legatrice a verde, avevamo posizionato un filo di ferro in più, quindi 3 fili di ferro, ma abbiamo visto che già con 2 fili di ferro è più che sufficiente. E gli ultimi vigneti che stiamo facendo andiamo a posizionarne solo 2, fermo restando che qualora vedessimo che c'è bisogno di andare a inserire un ulteriore filo di ferro, sarà un po' di corsa, ma potremmo andare a stendere un ulteriore filo di ferro e lo potremmo fare in un secondo momento. Quantunque abbiamo già visto che negli ultimi anni ci troviamo bene con questo sistema. Ecco, in questo caso perché lavoriamo in questo modo? Perché qui abbiamo incrocio Manzoni e Chardonnay che hanno sicuramente una buona vigoria, ma la parete fogliare è abbastanza gestibile. Negli impianti nuovi di Garganega, la quale ha una crescita vegetativa molto vigorosa, ma soprattutto un portamento meno verticale, ma cresce in tutte le direzioni tranne appunto in verticale, cioè cresce più a salice piangente, possiamo dire, come avevamo fatto vedere in qualche filmato qua e là, lo ripetiamo spesso questo concetto. In quel caso, per esperienza, fare una palizzatura così sarebbe forse un po' troppo scarna, per cui noi nel dubbio cosa andiamo a fare qualora dovessimo fare degli impianti nuovi della Garganega? Andiamo a fare addirittura il primo giro manualmente, quindi con una coppia generalmente o mobile o comunque con dei distanziatori a molla, e il secondo giro andiamo a lavorare con la legatrice a verde, in modo tale da avere comunque una crescita il più verticale possibile, però cercando ovviamente di meccanizzare almeno un giro di chiusura, diciamo, ecco, di tralce.
Ecco, come vedete, da una facciata abbiamo messo più o meno a metà altezza un filo di ferro, dalla facciata opposta l'abbiamo messo più in alto, in modo tale che, come dicevamo, abbiamo questo equilibrio da poter offrire ai germogli che cresceranno. E ovviamente su questa facciata andremo sempre a stenderlo a questa altezza, mentre sulla facciata opposta andremo sempre a stendere a questa altezza, a questo livello. Poi quando passeremo nei filari laterali a questi, ovviamente stenderemo gli altri fili sfalsati, quindi quando passeremo su questo filare qui andremo a posizionare il filo su questo livello, mentre quando passeremo su questo filare di qua andremo a posizionare il filo a quest'altro livello. Ecco, noi allora siamo arrivati alla fine di questo lavoro, abbiamo completato il vigneto, vi facciamo vedere adesso un attimo al volo come risulta adesso appunto il vignetto con i 2 fili di ferro aggiunti. Allora, questo era il primo filo di ferro che avevamo già messo, questo l'altro filo di ferro, e poi siamo andati ad aggiungere quindi questo filo e poi quello sopra. Adesso qua c'è un po' di luce, magari si fa un po' più fatica, però si dovrebbe riuscire a vederlo. Quindi abbiamo i 2 fili stesi e quindi diciamo il lavoro propedeutico poi alla palizzatura è stato completato. Vi ringraziamo quindi di essere stati con noi come sempre, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale se avete qualche domanda, curiosità o magari qualche argomento che volete che trattiamo, proviamo ad accontentarvi. Ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata.